credo che sia sempre emozionante ricevere il Papa in casa propria, ecco, no? E accoglierlo come colui che in qualche modo ci aiuterà a raccogliere ancora le forze per andare avanti nel servizio di questo territorio. La notizia dell'arrivo di Papa Francesco a Venezia nel 2018 è stata accolta con entusiasmo in città. Ancora tutto da definire. Quel che è certo è che la visita del Santo Padre durerà una giornata, un territorio secondo Don Pistolato scelto non a caso. In qualche modo è anche il riconoscimento di un territorio nel quale si trova tra il confine, diciamo, se ricordiamoci sempre siamo una terra di molto passaggio da parte dell'est europeo e dall'altra anche una terra molto accogliente dal punto di vista anche della migrazione, delle persone che vengono e dei vari bisogni. Quindi credo sia anche un modo per poter toccare con mano. Oltre alla celebrazione eucaristica si terrà un evento comune che coinvolgerà le diocesi del nord-est e in particolare i giovani. È la quarta volta che il nome di un pontefice si incrocia col territorio. Papa Luciani, Papa Ratzinger. Non dimentichiamo quella precedente di Paolo VI, se vogliamo tenere tutti i papi proprio con quel gesto che impose la sua stola sulle spalle di Albino Luciani come segno profetico di suo successore. Certamente ricordiamoci che poi è la terra di Marco questa, quindi dell'Evangelista, quindi credo sia anche comunque una realtà nella quale i pontefici, i papi, dico, credono nella loro vita, credono nel poter in qualche modo anche incontrare quel popolo che ha generato figure di santi e appunto anche figure di papi. Nei prossimi giorni il Patriarca di Venezia si recherà a Roma in segreteria di Stato per definire i dettagli e le modalità di questa visita.